Ecco, dallo studio che avete condotto, cos'altro era emerso? Quali altre analisi erano state prese in considerazione? Naturalmente l'altra voce, un'altra voce importante, erano tre, era cosa ne pensano le commesse, cosa ne pensano gli addetti. Ed è stato chiaro che non piaceva e non voleva lavorare la domenica il campione del piccolo e della media distribuzione, mentre significativo era il campione della grande distribuzione non è stato messo nelle condizioni di poter parlare. L'azienda non gliel'ha permesso e alla fine ha mandato un capo area, cioè un responsabile a rispondere al posto delle commesse. Questo già nel 2010, la dice Chiara? Quindi non avete avuto un campione Abbiamo rappresentativo, dovuto cioè. mandare l'università e l'ASCOM a protestare per permettere a qualcuna di partecipare alle indagini. Dopodiché abbiamo presentato noi dei dati in più, presentando delle persone che parlavano liberamente fuori statistica. Però questo la dice lunga rispetto alle condizioni che ci sono nel mondo del lavoro. Ecco, D'altro canto, se io sì. una considerazione, analizziamo un attimo da cosa è fatta la grande distribuzione, che detta legge e adesso ha fatto pressioni su Monti e ha liberalizzato le domeniche, fa pressioni adesso che c'è in rivisitazione la legge. La grande distribuzione, cioè i grandi marchi, ormai sono solo multinazionali, multinazionali per la maggior parte estere, oppure banche. Perciò è un potere forte che condiziona tutto il resto. Quindi detto questo già si comprende come può PIL che funzionare. va all'estero. Esatto, prodotto che vale, insomma questo infatti è l'eterno problema, cioè il problema che torna a ripercuotersi assolutamente. Quali soluzioni voi a un certo punto avete presentato? Sì, specialmente adesso che è in rivisitazione la legge, cioè si deve fare sintesi rispetto a quello che è successo in questi anni e vedere se si può riprendere in mano e cambiare la legge. Noi chiediamo che il potere decisionale sia rimandato alle regioni. Abbiamo una tipicità regionale, ci può essere un cappello nazionale, però la realtà del Veneto è diversa da quella del Molise. Che cosa servono i centri commerciali aperti in Veneto che comunque io ho bisogno di valorizzare magari, come dicevo prima, i centri turistici o le città d'arte piuttosto che Campagna Lupia? No, è per dire, c'è una realtà diversa, ci sono delle identità. Esatto, giustamente, però a questo punto si potrebbe tornare al discorso dove appunto i piccoli invece non hanno capacità di organizzarsi, che se chiudessero i centri commerciali la domenica, per esempio, no? Vabbè, c'è un messaggio che è arrivato che diceva che in Austria chiudono anche il sabato pomeriggio e vanno Esatto, bene, vanno avanti lo stesso, ma eccetera. in tutta l'Europa. Esatto, chiudessero anche la domenica, però se magari nei centri cittadini invece fossero aperti, diventerebbero forse questi degli attrattori per quanto riguarda, purché non Eh, lo facciano le grandi catene, perché a sì, questo punto è un no, cane deve che si essere muove. aperto per tutti. Esatto, però non Se sono in io grado di gestirsi No, no, ma se magari. noi rimandiamo a livello territoriale, regionale, faccio un'ipotesi, 20 domeniche, ottobre, novembre, dicembre, sono 4, 8, 12 e il resto spostate una al mese. Allora riesci a creare l'evento, riesci a valorizzare la città, hai l'apertura rispetto al cassetto quando c'è comunque una propensione all'acquisto Magari lo tieni vicino. chiuso il mercoledì o il giovedì o un altro giorno della settimana. Adesso bene o male noi stiamo spostando l'occupazione verso il fine settimana, perché così se noi guardiamo i dati che noi abbiamo della grande distribuzione, il secondo giorno della settimana dove si fanno le spese è la domenica. Ah, il secondo giorno. Sì, perciò abbiamo spostato giovedì, venerdì, sabato, domenica gli acquisti. Il lunedì, martedì e mercoledì i negozi sono vuoti. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze è che man mano che gli addetti vanno in pensione o si licenziano o vengono licenziati, assumono solo part-time. Perciò ci stiamo spostando verso un modello IKEA dove tutti sono a part-time e il lavoratore a part-time è pilla in meno, come al solito, consumi in meno, ma ha anche meno possibilità di farsi una famiglia.
cioè di essere autosufficiente, e comunque abbiamo continuamente persone di 30-35 anni che non possono lasciare la famiglia, perché se hanno uno No, stipendio infatti. 600 euro, 700 euro, perché queste sono le nostre cifre, non hanno la possibilità di rendersi autonomi. Assolutamente, questa è una gravità Dopodiché incredibile. diventerà, Anche, fra qualche anno, la domenica, il lunedì diventerà la nuova domenica, perché se il lunedì non è più un negozio, non è un giorno attrattivo, dove tanti pensano anche nella grande distribuzione di chiudere, allora chiudono i negozi, chiude questo, chiudono le parrucchiere, chiude quest'altro, vorrà dire che il riposo sarà la domenica. Faremo le messe di domenica, perciò diventerà la nuova domenica e poi ricominceremo il gioco un'altra volta. infatti, no, ma mi viene da sorridere perché effettivamente c'è Bari, ad esempio, una città in Puglia, nella quale, adesso fino a poco tempo fa, insomma, il sabato pomeriggio sono chiusi i negozi. Anche a Bolzano? Tragedie delle tragedie per uno che viene da fuori. Il sabato pomeriggio mi chiudi i negozi, oddio che cosa, come riesco ad organizzarmi. In realtà perché l'impostazione della vita poi nel sud è completamente diversa rispetto a noi, i Sì. negozi aprono alle 5, 5 e mezza, con grande elasticità e tranquillità, chiudono più tardi per carità, hanno una fascia pranzo di tantissime ore perché nel frattempo fanno dei pranzi lunghissimi, poi vanno a dormire, vanno al mare, fanno di tutto e di più, e perché appunto il sabato le famiglie vanno al mare o comunque le trascorrono in modo diverso, anche chi lavora, ma anche i consumatori stessi. Sì. È un'impostazione mentale completamente diversa, dove ti trovi però a girare per la città alle 2-3 di pomeriggio, tanti turisti sbigottiti che ancora i negozi sono chiusi. Vedono che si aprono alle 5, 5 e mezza e se ne vanno anche via, perché a quel punto per un turista che viene da una realtà come la nostra, Non cioè rimane un'ora. Il esatto, turista non rimane un'ora, in no, no, ma genere non va resta nella città. 2 o 3 orette, però cambia città, Va eccetera. a vedere Però, qualcosa, è lo so, no, dicevo un'impostazione. proprio Noi viviamo un'impostazione con di un la certo tipo. fretta nella Noi viviamo, testa, della infatti. serie, voglio tutto e subito. Non so assaporarmi le cose, guardarmi in alto, guardare il campanile, le altre cose, e poi al momento opportuno vado anche a fare una compera. Voglio tutto e subito, anche se non mi serve. A discapito di che cosa? Di un qualcosa, di valori che io comunque mi sto perdendo. Che modello diamo a queste nuove generazioni? Io sono un sindacato, però mi interrogo perché comunque io devo dare un'indicazione anche morale rispetto alle cose che stiamo facendo, su quello che stiamo trasmettendo. Se il valore è quello del bisogno assoluto del comprare tutto e subito adesso, a discapito di un recupero dei valori della famiglia, fra un po' noi avremo delle famiglie disgregate e altre che non si faranno mai, Beh, perché certo, io questo sì. voglio subito tutto per l'egoismo mio personale, solo per me. Ho bisogno di comprare la maglietta o il profumo o i calzini quando lo voglio. È domenica, non me ne importa, la devo andare a prendere. Però è un tessuto che non c'è, non ci sono dei contenitori. Lei faceva benissimo, un bellissimo esempio quello del sud. Beh, io sono fortemente del nord, poi vengo anche dall'Austria, perciò ho insomma, delle idee mentali di una famiglia molto più rigida, però in effetti nel sud quel contenitore che è il contenitore familiare che raccoglie è inesistente da noi. Assolutamente, sì, sì, infatti non c'è ma neanche le Resiste ancora? abitudini, non... Il valore della famiglia ancora resiste? Giù sì, Si infatti. possono ancora fare i figli. Quante ne facciamo qua su al nord? No, ma sarà in proiezione, ma anche per loro sarà in proiezione sempre meno, perché dal momento in cui, dolente o dolente, non trovi lavoro, che è quello che anche dico il sistema sociale è messo in discussione, perché poi bisognerà che la persona anziana con una pensione che diventerà sempre più esigua si regga da sola, perché i figli dovranno andare via e già si portano, già vanno via, abbiamo un afflusso di persone verso l'estero qui altissimo e di conseguenza il nucleo familiare si va disgregando per forza di cose, perché se vuoi lavorare non puoi restare su un territorio che non ti offre lavoro, oppure se vuoi sopravvivere 600 euro, Certo, 700, 800, forse anche 1000, non ce la fai a sopravvivere no. se non crei delle soluzioni alternative. E qui comunque è un modello Italia, perché ricordiamoci che il settore del terziario ha attratto lavoratori da settori in crisi,
fino a poco tempo fa. Era un contenitore della serie, il settore metalmetallico andava in crisi, il terziario riusciva a occupare ancora e sempre persone. Adesso questo non è più, proprio per le condizioni che hanno e la disgregazione, perciò ci siamo rovinati il primario e il secondario, adesso stiamo disgregando il terziario. È logico che noi non andiamo attrattiva del lavoro da nessuna parte come modello Italia, e perciò un lavoratore che neanche nel terziario riesce a trovare un'occupazione piena che gli permette di mantenersi da solo o di pensare al futuro, va all'estero. Ecco, il resto d'Europa come funziona? Nel resto d'Europa non è aperto la domenica, ci sono come quelle iniziative, alcune giornate, ma non è aperto. Io la giro come organizzazione sindacale e anche come turista, perciò ho un occhio privilegiato e controllo, abbiamo degli studi fatti, non c'è la bisogno, anzi in alcuni paesi chiudono anche il sabato pomeriggio, in alcuni chiudono alle 5 del pomeriggio tutti i giorni, eppure vivono benissimo. È l'impostazione mentale. E che cosa cercate di ottenere, di smuovere, di fare? Perché a questo punto ci sono dei meccanismi di forze in gioco di non poco conto. Meccanismi, ecco qua, noi stiamo per diventare un paese del terzo mondo, perché come dicevo prima i poteri forti sono quelli della grande distribuzione, se la grande distribuzione è la multinazionale o le banche, ci stanno spremendo come dei limoni, perché non lo fanno a casa propria, lo fanno nei paesi del terzo mondo, e noi ormai siamo il paese del terzo mondo, come commercio naturalmente, mi ristringo al mio settore. E perciò vuol dire non investi poco, investi in un supermercato, mi fai il contenitore, metto dentro la merce, togli e restringi i diritti, apri le aperture e dopodiché spremi. Il centro commerciale ha una vita breve, ne apri un altro da un'altra parte dopo 7-8 anni, la coperta per noi è corta perché come dicono i dati, se 10 famiglie hanno il reddito come quello di 500.000 persone, quelle 500.000 persone per loro la copertina è molto stretta e piccolina, quelle 10 non vengono a spendere la domenica. E perciò di fatto io sposto gli acquisti verso la domenica, togliendo diritti, togliendo vita alle persone e la possibilità di continuare alle botteghe. Gli altri un altro dato che mi è venuto in mente adesso, i negozi che ci sono satellite nei centri commerciali. Il centro commerciale è fatto di 2 o 3 negozi grandi, molto grandi, trainanti e tante piccole botteghe, che quelle erano le piccole botteghe del centro che cercavano di recuperare un po' di fetta di mercato spostandosi nel centro commerciale. Quelli sono dei nuovi schiavi del centro commerciale. Sono proprietari di quel negozio che devono sottostare alle leggi del centro commerciale. Se vogliono tenere chiuso la domenica non lo possono fare. Però in genere sono sempre catene, fanno parte di catene comunque, sempre Sempre di più, perché prima erano fatti con delle specificità per attrarre di più, ma il piccolo negozio non ce la fa più, perciò noi troviamo solo catene all'interno del centro commerciale. Catene, centri commerciali, grandi centri commerciali, ce ne sono anche recentissimi nel nostro territorio, ne parliamo subito dopo se sono poli attrattori o creatori di nuove occupazioni oppure se è solo uno specchietto per le allodole sostanzialmente. Siete entrati anche lì, noi vediamo di raccontarlo ai nostri telespettatori. Dopo la pubblicità.